Sono Ruggero Vinai, presidente del Comitato Paralimpico Veneto. Fare attività motoria, come sai, è molto importante. Allora abbiamo realizzato per te questo video di esercizi. Buon allenamento! Salve, sono Gerarda Soren, sono specialista dell'esercizio. Oggi mi trovo qui con voi per fare una seduta di allenamento di attività fisica adattata. Per farla avremo con noi l'atleta paralimpico Stefano. Buongiorno a tutti. Stefano, posso chiederti che specialità pratichi? Basket in carrozzina con Studio 3 Millennium Basket. Perfetto, quindi abbiamo un atleta che sta facendo ancora le gare, è in attività, benissimo. Con lui faremo una mezz'ora, una seduta di allenamento di circa mezz'ora in cui porteremo una mobilità, aumenteremo una mobilità articolare e attiveremo la muscolatura. Or dunque, cosa dici? Partiamo? Partiamo. Benissimo, allora mi siedo anch'io e partiamo semplicemente attivando le spalle. Lo facciamo in maniera isolata perché è importante come sportivo imparare a muoversi, a muovere anche una sola parte del corpo. Quindi partiamo con una spalla, sollevando una spalla e abbassandola. Nel momento in cui sollevo la spalla con molta cautela, con molta lentezza, vado a inspirare. Nel momento in cui porto la spalla verso il basso, posso buttare fuori l'aria. Lo stesso motivo lo faccio con l'altra spalla, isolando il movimento per 4 volte anche con la seconda spalla, inspirando mentre la spalla si alza, espirando mentre la spalla si abbassa. Inspiro, la spalla si alza, espiro, la spalla si abbassa. Proviamo a farlo insieme. Cosa dici? Tutte e due le spalle insieme inspirano, si alzano, espiro, abbasso le spalle. Mentre si alzano le spalle, inspiro, sento che la testa quasi si incarcera, giusto? Benissimo. E poi però la testa si libera magicamente mentre le spalle si deprimono, si abbassano. Perfetto. A questo punto possiamo tenere bene la testa in allungo, le spalle sono bene basse, portiamo in circonduzione bene una spalla. Semplicemente una spalla, cercate di fare il movimento più isolato possibile. Se sentite l'esigenza potete mettere una mano davanti al petto. Proviamo a fare con la mano davanti al petto l'altra spalla. Proviamo. Vado in circonduzione lentamente. Lo sentite meglio? Nel prossimo allenamento partiremo subito con la mano davanti al petto. Inspiro, la spalla va in alto e indietro. Espiro, la spalla va in basso e in avanti. Inspiro, la spalla va in alto e indietro, espiro, la spalla va in basso e in avanti. Riportiamo entrambe le braccia, questa volta non lungo i fianchi ma sulle cosce. Per isolare ancora meglio il movimento andiamo con entrambe le spalle, mantenendo le mani sulle ginocchia, in circonduzione. È vero che è un pochino più difficile? Sì. Ma noi siamo atleti e quindi lo riusciamo a fare. Benissimo, inspiro ed espiro. Cerchiamo di sbloccarle bene queste spalle, facciamolo per 8 volte questo movimento, ce ne mancano ancora 3. Benissimo, perfetto. Con dolcezza, inspirando ed espirando, con dolcezza e riporto bene giù le braccia lungo i fianchi. Andiamo adesso a portare le braccia con gli avambracci flessi, un pochino in apertura. Partiamo sempre come prima, un braccio solo, quindi uno solo in questa posizione, va ad aprire bene la spalla e a richiuderla. Vado a portare la spalla in retroposizione, scusate, e in anteposizione. Retroposizione, anteposizione. Proviamo bene a inspirare mentre andate indietro, ad espirare mentre torniamo. Proviamo a fare 4 volte anche con l'altro braccio? Cosa dite? Andiamo. Inspiro ed espiro. Inspiro
espiro, benissimo, inspiro ed espiro. Devo sentire la scapola bene che si avvicina alla colonna vertebrale. Riappoggiando bene tutte le due mani, adesso andiamo ad allungare la colonna vertebrale e a ricreare un po' di spazio tra le costole. Andiamo ad abbracciarci completamente come meglio riusciamo, cercando di portare le mani il più vicino possibile alle scapole. È chiaro che non arriveremo a raggiungere le scapole, ma in questa posizione, stringendoci come se ci volessimo tanto bene. Inspiriamo, inspiriamo, inspiriamo il più possibile, cerchiamo di gonfiare bene il torace, espiro lentamente, sgonfio il torace. Proviamo a rifarlo con la testa in flessione, inspiro, allargo il torace dietro, espiro. Riporto bene giù le braccia e ripartiamo a rifare l'allenamento di prima, l'esercitazione di prima, con le braccia bene in posizione di invocazione, apro tutte e due le spalle inspirando, espiro, richiudo, inspiro bene, apro, espiro, richiudo, inspiro, sento bene le scapole che si avvicinano, espiro, chiudo, inspiro, lo ripetiamo per 8 volte questo, va bene? Ce la facciamo? Sì, sì. Tranquillo, con le spalle più basse possibile. Man mano che le ripetizioni proseguono, io cerco di seguire meglio il movimento ascoltandomi, perché fondamentale è l'ascolto. Ritorno, riporto bene un braccio, riporto bene l'altro. Possiamo riabbracciarci come prima, portando magari l'altro braccio sopra rispetto a prima. Se prima l'abbraccio era col braccio sinistro sopra, adesso lo facciamo col braccio destro sopra. Abbracciandoci andiamo di nuovo a inspirare profondamente, espiro. La seconda volta fletto il capo, inspiro profondamente ed espiro. Riporto bene giù tutte e due le braccia e sento la scioltezza delle articolazioni delle spalle. Come stanno le spalle? Un po' meglio? Meglio. Ok. Allora, mano destra va a prendere il polso sinistro, chiudiamo bene la mano e andiamo a fare una circonduzione del polso in un senso lentamente e nell'altro. Il fatto di avere una mano che blocca l'avambraccio mi permette di lavorare in modo isolato esclusivamente su questa articolazione, che per te è importantissima, perché tu devi fare canestro, immagino. Fletto ed estendo bene il polso, quindi aprendo bene la mano, fletto ed estendo il polso, cercando di sentire che la mano riesce con calma, lentamente, a aprire ed estendere bene le dita. Siamo a 8. Cambiamo l'altra parte, quindi mano che prende l'avambraccio, che blocca l'avambraccio, faccio una circonduzione del polso, possibilmente con la mano chiusa, 4 giri anche nell'altro senso, con dolcezza, e poi lentamente, come prima, andiamo ad aprire e chiudere, portando in flessione e in estensione il polso. Quando vado in estensione col polso cercate proprio di estendere bene le dita come fa Stefano, mi raccomando. La palla, quando la devo prendere, la mano deve essere ben aperta, perché sennò la palla mi scivola. Perfetto. In questa posizione con calma riporto le braccia lungo i fianchi. Andiamo ad aprire adesso e a stirare i pettorali, portando una mano direttamente davanti a noi, con le dita ben aperte, il pollice verso l'alto, lentamente portate il pollice esternamente, avete il palmo che è rivolto verso il soffitto e con calma, col braccio teso il più possibile, portiamo il braccio in fuori, cercando di sentire che
si crea una tensione sul pettorale che si sta stirando e su tutta la muscolatura del braccio. Ritorno lentamente, richiudo, riporto e cambio l'altra mano. Apertura bene delle dita, mi raccomando, portate il pollice verso l'esterno e con molta dolcezza e delicatezza andate in apertura. Qualcuno di voi fermerà molto prima il braccio, perché? Perché il vostro pettorale magari sarà particolarmente contratto. Qualcuno avrà la possibilità di portare il braccio come Stefano molto aperto. Ritorno lentamente e riaccompagno bene la mano. Lo ripeto il movimento, braccio chiuso, mano chiusa, si apre bene col pollice che va verso l'esterno e va in apertura il braccio, in abduzione, bene, ascoltando lo stiramento, ritorno dolcemente e riporto. Cambio l'altra parte, vado, apro, pollice ben aperto, andiamo con calma lentamente in apertura, ritorno e richiudo, riappoggio bene le mani tranquillamente. Questa apertura la possiamo fare ancora più accentuata, Stefano. Possiamo portare tutte e due le mani chiuse al petto, le portiamo in avanti chiuse, apriamo tutte e due le mani, portiamo le mani, le dita verso l'esterno estendendo bene i polsi come abbiamo fatto prima e lentamente estendiamo portando in fuori bene le braccia in abduzione. Sento tirare entrambi adesso i pettorali e tutta la catena muscolare delle braccia anteriormente. Ritorno lentamente, richiudo e riappoggio dolcemente. Dobbiamo sempre dare un po' di tempo ai muscoli, vero, per rilassarsi? Importante anche il tempo di recupero. Il tempo di recupero, benissimo. Abbiamo un atleta formidabile con noi oggi. Ripartiamo allora, Stefano. Abbiamo dato il nostro tempo di recupero alla muscolatura, possiamo riaprire per fare nuovamente un buonissimo stretching su tutta la catena muscolare che mi va ad aprire bene le braccia. Ritorno bene centralmente, richiudo le mani e vado nuovamente a riappoggiare. Benissimo. Allora, portiamo bene le mani sulle ginocchia oppure le braccia lungo i fianchi come meglio credete e adesso andiamo a lavorare sul capo. Quindi andiamo in flessione col capo lateralmente, guardando bene il vostro monitor, inspiro, ritorno al centro, butto fuori l'aria quando il capo va in inclinazione laterale, inspiro, ritorno al centro. Una volta di nuovo da una parte, ritorno bene al centro, dall'altro lato, ritorno bene al centro. Lo stesso lavoro lo andremo a fare flettendo un pochino il capo in avanti, quindi inclino la testa lateralmente a destra, stendendo la spalla a sinistra che rimane ferma, bassa, mi raccomando, guardate con gli occhi un pochino verso il pavimento, adesso sentite una leggera flessione della testa e il collo che si stirerà un pochino più posteriormente. Ritorno al centro, cambio dall'altra parte, inclino la testa, sento la spalla ferma, fissa, ruoto gli occhi verso il pavimento, sento la tensione, la mantengo un attimo buttando bene fuori l'aria, inspiro, raddrizzo, riparto, lo ripeto, via, inclino, fletto la testa leggermente in avanti con gli occhi che guardano il pavimento, ritorno e dall'altra parte, bravissimo Stefano, vedo che le tue spalle rimangono ferme bene, ritorno al centro. Guardate dritti adesso verso il vostro monitor, la testa bene in allungo, ruotate la testa a destra completamente con gli occhi che sono orizzontali, butto bene fuori l'aria, inspiro, ritorno al centro, ruoto la testa dall'altra parte,
inspiro, ritorno bene al centro. Ancora da un lato, buttando bene fuori l'aria, ritorno al centro, dall'altra parte, ritorno bene al centro. Questa leggera torsione adesso, Stefano, proviamo a farla soltanto di spalla, per cui la testa guarda sempre fissa bene verso il monitor e voi portate lentamente con noi, insieme a noi, una spalla avanti e l'altra indietro, con un movimento dolce, deambulatorio, proprio come un'oscillazione dolce, una spalla avanza, l'altra arretra, benissimo, come se fosse un dondolo. Come movimento, com'è? Non è difficoltoso. Non è difficoltoso, benissimo. Allora, dolcemente, avanti e indietro, mantenendo la testa più fissa possibile, in modo da sentire questo movimento di spalle e questa torsione del busto. A questo punto fermiamo bene braccia, fermiamo bene le spalle, riportiamo un attimo le mani sulle cosce e dovremo unire entrambi i movimenti, e qui inizierà un pochino la parte più difficile, direi. Allora, portiamo bene le braccia lungo i fianchi, ruotiamo la testa a destra il più possibile e lentamente accompagniamo anche con le braccia, con le spalle, il movimento di torsione, come per vedere dietro di noi. Ritorno al centro, inspirando, vado dall'altro lato, prima la testa, poi le spalle, buttando bene fuori l'aria, ritorno al centro, inspirando, di nuovo vado, ruoto bene prima la testa, poi le spalle, ritorno bene al centro, ricordate sempre di isolare bene i movimenti. Ruoto prima la testa, poi le spalle, butto bene fuori tutta l'aria che ho, inspiro, ritorno bene centralmente. Ultimo movimento che andiamo a fare per la testa è una semplice flessione del capo. Flettendo il capo, immagina di guardare la tua lampo. Io guarderò i miei bottoni della maglietta. Inspiro, raddrizzo la testa, di nuovo fletto il capo in avanti, immagino proprio di guardare con gli occhi i bottoni della mia maglietta, il primo bottone della camicia se avete la camicia, inspiro, raddrizzo la testa, riproviamo ancora per un paio di volte, espirando, Stefano guarderà la lampo della sua giacca, inspiro, raddrizzo, ancora una volta, buttando bene fuori l'aria, inspiro, raddrizzo. Adesso proveremo a fare un esercizio alquanto strano. Lavoreremo sulla parte dell'apparato stomatogniatico, vuol dire della mandibola, della bocca, dell'apparato che mi fa masticare. Questo mi servirà per liberare un pochino di tensione a livello cervicale. Allora, per farlo provate tutti ad aprire, a socchiudere un pochino la bocca e lasciare l'arcata dei denti inferiori staccata dall'arcata dei denti superiori e muovere la mandibola a destra e a sinistra, in questo modo. Cercate di non fare smorfie con i muscoli mimici della faccia, ma di lavorare proprio con i muscoli della masticazione. Con dolcezza, all'inizio sembrerà un movimento molto strano, fatelo lentamente, a destra e a sinistra. Fermo un attimo il movimento e lo ripeto per altre 15-16 volte, come abbiamo fatto adesso a destra e a sinistra, in avanti e indietro, con dei movimenti molto piccoli, anche di pochi millimetri. Sentirete la mandibola che avanza lentamente e arretra di poco, e nel tempo, riprovando questi movimenti, riuscirete ad ascoltare a livello cervicale una liberazione di tensioni, perché la nostra mandibola, il nostro apparato stomatogniatico, quello che mi permette di masticare, di deglutire, è intimamente connesso con le cervicali.
Benissimo, andiamo avanti con esercizi un pochino più energici. Perfetto. Eccoci quindi a lavorare sul busto. Portiamo bene il braccio in fuori per andare poi a fare una bella torsione di busto fin dove arriviamo. Inspirando, riporto il braccio e vado con l'altro braccio in fuori, ritorno, riappoggio bene la mano. Ancora la prima volta, inspirando bene, ritorno, cambio l'altra parte, ritorno. Rispetto a prima abbiamo questo braccio bene che si deve aprire completamente per andare a lavorare ancora di più sulla muscolatura della schiena. Perfetto, per l'ultima volta andiamo ad aprire, ritorno, quarta e ultima volta anche per il braccio sinistro, ritorno. Per me io appoggerò le mani sulle ginocchia, mentre Stefano appoggerà le mani sulla carrozzina e andremo a fare esattamente ad eseguire un'anteroversione e retroversione del bacino con una rispettiva cifosi bene della schiena mentre sono in retroversione e un'estensione della schiena quando sono in antiversione. Espiro bene, vado indietro, inspiro in avanti, espiro indietro, inspiro bene in estensione. A questo punto proviamo a vedere se la nostra muscolatura è ben forte. Mani tutte e due sulle cosce, flettiamo bene il busto in avanti con gli occhi che guardano avanti bene sul pavimento, ritorno, raddrizzo bene il busto per 8 volte. Andiamo a fare questo movimento buttando fuori l'aria quando raddrizziamo. Inspiro, butto fuori l'aria, inspiro, butto fuori l'aria, inspiro, butto fuori l'aria, ancora per 3 volte. Stefano è così impegnato che non dice nulla, la respirazione lo impegna per tutto il tempo. Un'ultima volta per poi andare a riportare questa mano dietro la testa e ricreare quella torsione di busto più ampia possibile. Ritorno con la mano sulla coscia, vado dall'altra parte, ritorno con la mano sulla coscia e riprovo per altre 3 volte per ogni lato. Come ben vedete, Stefano mantiene bene la mano attaccata al sedile della carrozzina. L'alternativa è appoggiare la mano sulla coscia. Un'ultima volta, andiamo a destra, benissimo, ritorno, andiamo a sinistra, benissimo, ritorno e riappoggio. Ripetiamo per altre 4 volte appoggiando bene le mani sul sedile questa retroversione, antiversione del bacino accompagnata con la cifosi del busto, buttando fuori l'aria, inspirando bene invece l'estensione del busto. Benissimo, siamo a 3 e per l'ultima volta, quarta e ultima volta, inspirando. Come stai Stefano? Benissimo. Benissimo! E allora io ti consiglierei di fare per altre 10 volte quello a lungo che avevamo fatto flettendo la schiena in avanti. Un pochino più difficile. Proviamo. Proviamo. Allora, fletto il busto in avanti, allungo un braccio, cerco la posizione, riappoggio il braccio, ristendo il busto. Riproviamo, proviamo mentre facciamo lo sforzo a buttare fuori l'aria e quando risaliamo a inspirare questa volta. Vediamo,
espiro, butto fuori l'aria, inspiro mentre risalgo. Come ti trovi con la respirazione? Meglio questa o quella di prima? Meglio quella di prima. Ok, ognuno di noi seguirà la sua respirazione cercando di fare il movimento bene, allungandosi bene, ok? L'importante è, mentre faccio il movimento, non mantenere l'apnea. Quindi, se io sotto sforzo sento molto faticoso perché faccio molta fatica a inclinarmi col busto in avanti, butterò fuori l'aria mentre inclino il busto. Se io invece sento che lo sforzo maggiore è nel ritornare, nel riposizionarsi, faccio esattamente la respirazione opposta. Siamo all'ultima volta, giusto? Ultima ripetizione. Allungo, ritorno, perfetto. Direi che questa parte è andata molto bene. Continuiamo il nostro allenamento con i pesi. Se avete a casa potete prendere anche semplicemente 2 bottigliette d'acqua da mezzo litro, che pesano mezzo chilo, o 2 bottiglie da 1 litro, di plastica ovviamente, e utilizzare quelli come pesi. Altrimenti, come noi, usate dei pesi da palestra classici. Il peso deve essere minimo mezzo chilo, massimo 1,5 kg. Allora, sei pronto Stefano? Prontissimo. Partiamo con le braccia, semplicemente in fuori, lavorando con la flessione dell'avambraccio sul braccio, classico lavoro che si va a fare in palestra per il bicipiti. Butto fuori l'aria, inspiro, butto fuori l'aria, inspiro, siamo a 5, arriviamo fino a 10 ripetizioni. 7, benissimo, 8, questo è un movimento molto semplice, l'abbiamo imparato tutti, siamo arrivati al termine e appoggiando bene i pesi sulle ginocchia in modo che non ci dia fastidio, proviamo a fare quella inspirazione ed espirazione che mi va a rilassare bene il torace, ad ampliare il torace e a chiudere il torace. Per chi di voi può, va a cercare l'attivazione del core control, per cui quando butta fuori l'aria sente che la pancia rientra, quando invece inspira sente che la pancia si rilassa e si distende. Butto fuori l'aria lentamente, inspiro dolcemente. Perfetto. A questo punto io direi Stefano che possiamo riattivare nuovamente la nostra muscolatura, riportando di nuovo le braccia lungo i fianchi e riprendendo l'esercizio di prima, per cui mi raccomando flessione dell'avambraccio sul braccio. Quando sono lungo i fianchi, le braccia sono con il palmo rivolto alle cosce, alla seduta. Nel momento in cui invece sono in alto, alle spalle, i palmi sono rivolti direttamente verso le spalle. In questo modo attiviamo completamente il movimento del bicipite. Siamo a 9, se non ho contato male, a 10 e riappoggio bene tutte e 2 le mani sulle ginocchia. A questo punto, per rilassarci, portiamo un braccio lungo il fianco per tutto il sinistro e andiamo a inclinare la testa a destra. Rilassiamo bene il collo, ritorno, cambio l'altra parte. Rilassiamo bene il collo, ritorno, di nuovo da un lato, ritorno e dall'altro lato. Proseguiamo con il nostro allenamento attraverso le alzate laterali. Lo faremo solo con un braccio per prima, 4 ripetizioni. Appoggiamo pure un peso sulla nostra coscia, appoggiamo la mano
sulla ruota della carrozzina, giusto? Con l'altro braccio andiamo in alzata laterale, buttando fuori l'aria, inspiro, ritorno. Butto fuori l'aria, inspiro, ritorno. Butto fuori l'aria, cercando sempre quell'isolamento del movimento preciso. Al quarto, a ripetizione, cambio braccio. Pronti? Butto fuori l'aria, inspiro, ritorno. Butto fuori l'aria, la precisione del movimento è importante. Ascoltate la vostra schiena bene dritta, bene appoggiata. Il movimento del braccio fondamentale. Per l'ultima volta, ritorno. Andiamo a riprenderli entrambi i bracci? Perfetto. Allora, se per caso non potete utilizzare entrambe le braccia insieme perché andate troppo in avanti con la schiena e vi stornate troppo, ripetete l'esercizio come me, con un braccio alla volta, mentre se potete, seguite il nostro atleta, giustamente, Stefano. Insieme le braccia. Pronti? Butto fuori l'aria, inspiro. Butto fuori l'aria, inspiro. Butto fuori l'aria, inspiro. Butto fuori l'aria. Io cambierò il braccio mentre Stefano andrà avanti a fare il suo movimento. Butto fuori l'aria, inspiro. Butto fuori l'aria, inspiro. E per l'ultima volta riporto poi tutte e due le braccia lungo i fianchi e divertiamoci un attimo a sentire questo collo che si inclina, questa testa che si inclina un pochino a destra e a sinistra come avevamo fatto prima, per ascoltare se ha delle tensioni nuove che si sono create oppure se è libera. Ci siamo, Stefano? Ci siamo. E allora possiamo procedere. Cosa dici? Procediamo. Procediamo. Sempre più difficile. Allora, portiamo tutte e due le braccia a candeliere, quindi con i gomiti bene a 90 gradi, mantenendo le spalle bene basse, portiamo le braccia, si dice a candelabro, a 90 gradi bene, mantenendo bene le spalle basse, riporto le braccia giù e lungo i fianchi per poi riappoggiarle sulle mie cosce e riposare un attimo le spalle. Tutto bene? Tutto bene. Allora lo riproviamo per altre 7 volte questo esercizio. Via, partiamo. Butto fuori l'aria mentre salgo, inspiro mentre ritorno e appoggio un attimo. Butto fuori l'aria mentre salgo, inspiro, ritorno e riappoggio. Butto fuori l'aria mentre salgo. Nelle prossime 4 ripetizioni, chi è atletico come Stefano può anche non riposare. Partiamo? Vado, butto fuori l'aria, ritorno. Mentre io mi riposo un attimo, Stefano va avanti. Quindi io lo farò un pochino più lento, ma manterrò un po' di tempo di pausa in modo che le mie spalle si rilassino un attimo. Mentre Stefano, che arriverà a 10 ripetizioni perché è un atleta formidabile, andrà direttamente, come sta facendo, senza riposarsi. Lo abbiamo fatto, possiamo appoggiare bene le mani sulle spalle. Cosa dici? Tutto bene? Tutto bene. E allora andiamo a vedere se abbiamo creato delle tensioni sulla testa, dietro, sulla schiena, nella zona diciamo dietro del collo dove c'è quel grande trapezio. Vediamo se abbiamo creato delle tensioni flettendo il capo in avanti come abbiamo fatto prima. Lasciamo rilassare un attimino il collo dietro, quindi questo grande muscolo lasciamo distendere e raddrizziamo la testa. Ripetiamo ancora una volta e raddrizziamo la testa. Possiamo adesso ripetere l'esercizio di prima con 10 ripetizioni di seguito. Io ne farò 8 perché li farò con la pausa. Chi è atletico può addirittura sollevare le braccia fino in alto. Pronti? Partiamo.
Fletto gli avambracci, li porto. Vedete come Stefano atleticamente arriva fino in alto, mentre io mi riposo. Riproviamo, buttando fuori l'aria, mi raccomando. Riproviamo sempre. Stefano, mi raccomando, contali tu gli esercizi e le ripetizioni, sai? Siamo 4, direi. Benissimo. Regolatevi, mi raccomando, sul peso. Un peso da mezzo chilo, quindi mezzo litro, può bastare. Siamo a 5. Io sicuramente ne faccio meno rispetto a Stefano, quindi io mi fermerò a 8, mentre Stefano sarà sicuramente arrivato a 10. Per me questa è l'ultima ripetizione, sicuramente per Stefano è già arrivata la 10ª. Benissimo, le braccia lungo i fianchi per sentire la testa che si inclina lateralmente, una leggera circonduzione della testa in avanti, risale dal lato opposto senza andare indietro, raddrizzo nuovamente la testa. Faccio una semicirconduzione quindi del capo per avanti, cercando di distendere completamente la muscolatura che eventualmente ho contratto nel collo. Benissimo, partiamo con gli ultimi esercizi. Portiamo il peso alla spalla, distendendo bene il braccio in avanti, riportiamo alla spalla e riportiamo il peso sulle cosce. Butto fuori bene l'aria mentre stendo il braccio, inspiro, riporto bene giù il braccio, vado, butto fuori l'aria, inspiro, vado, butto fuori l'aria, inspiro, butto fuori l'aria, inspiro. È quasi finito l'allenamento, non vi preoccupate, lo so che avete un po' di stanchezza, ma riusciremo a finirlo tranquillamente. Questa è la 4ª e ultima ripetizione per il braccio destro e ritorno bene lungo i fianchi, con le braccia lungo i fianchi, in circonduzione lentamente le spalle per sentirle bene che si aprono, per sciogliere bene la muscolatura. Tra una ripetizione e l'altra potete star fermi ad aspettare quei secondi che servono proprio per recuperare un pochino il muscolo, oppure potete fare degli esercizi di scioglimento come la stiamo facendo noi, di mobilizzazione articolare come la stiamo facendo noi. Riappoggio bene i pesi e questa volta porto bene il peso alla spalla, poi andrò a fare la torsione del busto portando il peso verso il basso di lato, ritorno, riappoggio, cambio l'altra parte, ritorno, riappoggio, nuovamente, bravissimo Stefano, andiamo proprio in tandem, benissimo, butto fuori l'aria, inspiro, ritorno, ancora, butto fuori l'aria, inspiro, ritorno, bene col braccio destro, bene in torsione, ritorno, ancora un'ultima volta a sinistra e un'ultima volta a destra. Benissimo, direi che il nostro allenamento con i pesi per oggi termina. Con quest'ultimo esercizio la nostra sessione di allenamento è terminata. Cosa dici Stefano? Posso alzarmi e andare via? Scherzo! Ci picchia! Direi che possiamo salutarci tutti, augurarvi un buon allenamento anche nel prossimo futuro. Ciao!